buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori e a tutte voi telespettatrici. Ben ritrovate nel nostro spazio quotidiano di informazione regionale. Ad aprire il nostro telegiornale oggi è la situazione maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore un po' in tutta la regione, dal bellunese al veneziano, particolarmente colpite le montagne, il tratto bellunese ma anche il tratto dell'altopiano. Cominciamo proprio da queste immagini che arrivano dal feltrino bellunese con temporali, grandinate, danni da vento, tetti scoperchiati, alberi abbattuti soprattutto nella zona del feltrino. State vedendo la grandine, palline, chicchi di grandine grossi come palline da ping pong, un po' come si è verificato, tra l'altro vedete che grossi chicchi di grandine, inevitabili i danni che hanno provocato alle strutture, porte, ai tetti, agli infissi, tutte le tensostrutture. Insomma, protezione civile al lavoro per ore, vigili del fuoco di Agordo, i carabinieri lo stesso sono stati mobilitati. Piante in mezzo alla strada, tra l'altro proprio situazioni impegnative, con ad esempio l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica in una parte di un paese del feltrino. Insomma, una situazione terribile che si è verificata, dicevamo, nel bellunese e così anche in tutta quella che è la fascia della pedemontana trevigiana, ma sino all'altopiano di Asiago. Ad esempio già anche nella mattinata di oggi a Zano Decimo, fiume Veneto, grandine di grossissime dimensioni che si è abbattuto, tra l'altro doppia dose di grandine sulla pedemontana da Asiago fino ad Asolo. A distanza di pochi giorni il maltempo si è abbattuto nuovamente sulla fascia collinare, colpendo ulivi, mais, vigneti, ortaggi, piante da frutto. Questi chicchi di grandine grossi come palline da ping pong, si diceva, e di una intensità fortissima, così come forti le raffiche di vento che hanno fatto salire a decine di milioni di euro, pensate, il conto dei danni alle campagne. È una comunicazione pesante che arriva direttamente da Coldiretti Veneto, confermando che questa è una pazza estate, con quest'ultima perturbazione delle ultime ore che ha investito a macchia di leopardo tutta la parte del Veneto. Violenti nubifragi, grandinate. Dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'ultima ondata di maltempo è emerso che sono stati cancellati interi raccolti di mais, frutta, ortaggi, ma tra l'altro anche i pascoli in alpeggio, dove gli allevatori portano le madri durante il periodo estivo, sono stati fortemente penalizzati. Si sono verificati, pensate, guardate che grosse questi chicchi di grandine, che poi sono ammassati, quindi questi cubi palle di ghiaccio enormi, e si può ben immaginare i danni che hanno portato ovviamente soprattutto alle campagne e alle nostre colture, come abbiamo sentito dall'allarme che ha lanciato Coldiretti. Noi vedremo poi nelle prossime edizioni del nostro telegiornale, andremo a vedere in maniera più approfondita proprio la situazione che si è verificata in pochissimo tempo alla fine, perché anche le grandinate sono durate pochissimo tempo, ma sono state di una violenza davvero spaventosa. E abbiamo anche la cronaca con una tragedia nella notte a Cavaso del Tomba. Siamo in via Val Cavasia, sulla strada principale che unisce Pederobba a Possagno. Un ragazzo di 29 anni di Valdobbiadene è morto dopo aver perso il controllo della propria auto, una Ford Fiesta grigia. Luca Vettoretti, la vittima. La macchina è finita fuori strada dentro il piazzale di un'azienda vicino a una latteria. E a lanciare le allarmi i soccorritori del SUEM poco prima delle 4 è stato un automobilista di passaggio, ma quando sono arrivati i sanitari ormai per lui non c'era più nulla da fare. E adesso invece ci occupiamo della questione calda di questi ultimi giorni, che è la questione Green Pass nei locali, Green Pass nelle varie, per quanto riguarda gli eventi anche all'aperto, e per quanto riguarda i trasporti c'è ancora un po' di confusione. Il governo sta decidendo adesso, cercando di capire se farlo appunto attivare anche all'interno dei mezzi di trasporto pubblico. Di sicuro è una cosa: le persone che stanno già viaggiando sono praticamente tutte favorevoli a mostrare il Green Pass.
Green Pass non solo per accedere a ristoranti, bar, piuttosto che palestre o teatri, cinema e agli eventi. Il governo starebbe valutando la possibilità di introdurlo anche per il trasporto pubblico, treni e autobus e anche per chi viaggia in aereo. A fare la differenza è il numero di persone, il rischio concreto di assembramento. Solo dell'autunno scorso la polemica anche del Vicentino degli autobus con troppi studenti nonostante il limite di capienza al 50%, o ancora dei treni regionali, per esempio della linea Vicenza-Verona, sovraccarichi di passeggeri, problemi che con l'estate vengono meno ma che da qui ad un mese o poco più si riproporranno, e allora il Green Pass potrebbe diventare un elemento di sicurezza? Lo abbiamo chiesto a chi era in arrivo in partenza alla stazione ferroviaria di Vicenza. Vado di fretta e ho il treno. Green Pass, cosa ne pensa se veresse introdotto? C'è tutto a posto. E quindi anche se glielo chiedono in treno va bene? Sì, penso che sia giusto. È una tutela per noi ma anche per gli altri. Io ritengo che sia doveroso, insomma. Ecco, Lei si sentirebbe più sicura anche sapere, insomma, che in treno o piuttosto che in autobus? Anche per la persona stessa che fa il vaccino si salvaguarda, ma salvaguarda anche gli altri. Senz'altro, penso proprio che sia una cosa per salute per tutti. Sono vaccinato, sarei anche favorevole. Certamente si sentirei più sicuro. Abbiamo sentito insomma le persone favorevoli all'utilizzo del Green Pass anche per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Prima di andare avanti poi sentiamo proprio le persone, la gente che dice di questo Green Pass, se è stato facile scaricarlo, come lo vede, se lo vede di utilità insomma in questo periodo. Andiamo a vedere invece la situazione dei nuovi contagiati, come è andata la tabella che ha divulgato Azienda Zero. Insomma, nelle ultime 24 ore si sono registrati 483 nuovi casi positivi. Andiamo a vedere negli ospedali, molto bene, perché 3 pazienti meno 3 pazienti in area non critica, un solo paziente in più in terapia intensiva. Il totale dei positivi in area non critica è di 108 persone, il totale dei pazienti positivi in terapia intensiva è di 15 persone e un dato decisamente buono è quello legato al numero dei decessi, fortunatamente 0, nessuna persona ha perso la vita nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece la variazione di somministrazione di vaccini, nelle ultime 24 ore sono stati fatti 34.626 vaccini, nuovi vaccini. Di questi 16.084 sono prime dosi, 18.542 sono invece le seconde dosi, quindi il ciclo completato. Il totale dei vaccini somministrati tra prime e seconde dosi, quindi il ciclo completato, è pari a 5.514.167 e tra l'altro la percentuale delle dosi somministrate in base alle dosi fornite è pari al 97,1%, quindi un dato decisamente buono. Stiamo parlando della somministrazione dei vaccini nella nostra regione. E insomma, questo Green Pass è facile da scaricare, serve, non serve? Abbiamo sentito la gente. A mio figlio gliel'hanno dato subito in tempo reale. È stato inteso come un obbligo, tra virgolette, per poter fare determinate cose, per poter partecipare a determinate attività. Questo non lo trovo giusto. Dal punto di vista sociale e sanitario invece sì, però poteva essere messo in altri termini, ecco, quello sicuramente. L'ho scaricato e poi l'ho stampato dal sito del governo, poi l'ho stampato e ce l'ho sia sul cellulare che con il cartaceo. Secondo lei è uno strumento giusto? Sì. Devo ancora scaricarlo. Mi è arrivata la comunicazione del Ministero, però non ho ancora provveduto. Secondo lei è un po' macchinoso scaricarlo? Queste cose mi mettono un po' in difficoltà, per cui aspetto l'ultimo momento, se no la collaborazione di chi ne sa di più. Sono andata in farmacia, hanno fatto loro. È stato un attimo, €1,50 e sono venuta fuori col mio Green Pass. È un libretto grande così, con il codice. Non l'ho ancora usato, non me l'ha ancora chiesto nessuno, però è stato proprio un attimo. E secondo lei è uno strumento che sarà utile? Se me lo chiedono lo posso mostrare, non so dire.
Non so dire che strumento sia e che validità abbia, sinceramente. Se sia sul cellulare che stampato, perché ho saputo che all'aeroporto di Venezia, per esempio, non hanno il lettore, bisogna presentarlo cartaceo. Quindi è stato un po' macchinoso fare il tutto? No, perché mi è arrivato il codice con una SMS, io avevo l'app Immuni e automaticamente si è scaricato sull'app Immuni, quindi per me non è stato assolutamente difficoltoso. Ho aspettato dopo il 28 giugno qualche giorno, come era scritto sui giornali, e mi è arrivato l'SMS e con quello mi si è scaricato automaticamente. C'è la sicurezza, se non altro non una copertura totale, però di essere tra persone che se non altro sì, hanno anche nei confronti degli altri. L'ho dovuto cercare perché in realtà non mi era arrivato il codice, però ho fatto attraverso il sistema Io, con l'app Io. Non lo scaricherete? No, perché già che mi obbligano a vaccinarmi mi dà fastidio e quindi obbligarmi pure ad avere il Green Pass ancora peggio. Ma secondo lei e dopo come fa? Non entra più nei locali, non va più da nessuna parte? Io entro. Ho dato un messaggio e poi sono entrata nel sito del governo e l'ho scaricato tranquillamente. L'ha anche stampato? Sì, l'ho stampato, a colori anche perché mi piaceva. Adesso abbiamo la testimonianza di una persona che è stata colpita da Covid, ad aprile è guarita, ma ancora oggi ci racconta ai postumi della malattia e invita le persone a vaccinarsi. Il coronavirus è scomparso, ma a distanza di circa 3 mesi i problemi di salute sono rimasti. Tra marzo e aprile, dopo 27 giorni di ricovero, di cui 12 in terapia intensiva al Covid Hospital di Jesolo, William Crepaldi, 54enne di San Michele al Tagliamento, aveva perso 18 kg, non riusciva a camminare e faticava a respirare. Ora ha voluto rendere pubblica la sua esperienza attraverso l'ULS 4 Veneto Orientale, perché ancora oggi, ha raccontato, continua a respirare con difficoltà, si affatica subito, perde la memoria è spesso poco lucido, gli mancano automatismi motori nel fare le cose più banali. Crepaldi si racconta come uno sportivo che non aveva mai sofferto un problema di salute e conduceva una vita sana e proprio per questo ha voluto dire che nessuno è escluso da questo pericolo e invitare tutti a non prendere con leggerezza il Covid. Siate attenti alla vostra salute e a quella degli altri proteggendovi e vaccinandovi, ha detto, perché ogni singolo contagio può coinvolgere altre persone, causando quello che è successo a me o peggio ancora la morte. Tutti ci sentiamo invincibili e pensiamo che il virus non ci possa raggiungere, ha concluso William Crepaldi, ma non è così. E a proposito di vaccinazioni, il 13 di settembre riprende l'anno scolastico e arriva allora un appello ai genitori dei ragazzini, soprattutto di età delle superiori e delle medie, dai 12 ai 19 anni, l'appello proprio ai genitori a vaccinare ragazzi e ragazze. Quasi il 30% degli adolescenti in Veneto ha ricevuto la prima dose di vaccino, l'11% ha completato il ciclo, eppure sono ancora numerosi i genitori che rimandano la prenotazione, soprattutto per i ragazzi più piccoli. Il primario della pediatria di Treviso rassicura le famiglie. I dati scientifici, ma proprio i dati anche sul campo delle vaccinazioni in età pediatrica sono rassicuranti. Gli effetti collaterali non sono superiori a quelli dell'età adulta. La maggior parte dei giovanissimi che contrae il virus non ha conseguenze gravi, ma ci sono dei casi, seppur rari, di bambini finiti all'ospedale. Una trentina a Treviso dall'inizio della pandemia e 10 dopo il Covid hanno avuto la sindrome infiammatoria multisistemica, una complicanza molto grave. Vaccinarli protegge la loro salute, rallenta la circolazione del virus e soprattutto è l'unico modo per una ripresa di tutte le attività di socializzazione, dalla scuola allo sport, indispensabili per una buona crescita psicofisica dei ragazzi. La vaccinazione ai nostri ragazzi serve proprio per sperare, auspicare e aumentare di molto le probabilità che si possa avere una riapertura delle scuole, un anno scolastico il migliore possibile senza dover ricorrere alla DAD. E gli effetti sugli adolescenti del lungo isolamento si stanno facendo sentire. L'aumento di tutta quella patologia, chiamiamola così, dovuta neuropsichiatrica, ma con aumenti del 150, del 200%, riguardo disturbi sia di tipo ansioso, sia di tipo depressivo, disturbi della condotta alimentare e ahimè anche un aumento degli atti di autolesionismo e anche di tentato suicidio. Di qui l'appello del primario ai genitori. Vaccinare significa poter permettere ai ragazzi di non ammalarsi, di non rischiare che
facciano ammalare magari i nonni o qualche amico o qualche conoscente che non può vaccinarsi, perché non dimentichiamoci che qualcuno non può vaccinarsi, e poi così gli permettiamo anche di riprendere la scuola, di riprendere lo sport, per dargli un futuro migliore possibile. E un pesante contraccolpo invece hanno avuto gli anziani, soprattutto gli anziani che si trovano all'interno delle case di riposo, perché in tutto il periodo della pandemia, lo sappiamo benissimo, sono rimasti totalmente isolati, quindi ripercussioni importanti che hanno subito tutte queste persone. Nessuno vuole cancellare quanto abbiamo vissuto, ma è ora di aprire, è ora di qualche piccolo gesto di coraggio, qualche piccolo grande gesto di coraggio, perché questo è quello di cui hanno bisogno gli anziani. È un appello alla riapertura delle case di riposo alla socialità, quello lanciato dal presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Gli effetti della solitudine vissuti dagli anziani nelle RSA nell'ultimo anno e mezzo sono pesanti ed hanno determinato sofferenza psichica e depressione, soprattutto laddove c'è carenza di personale, condizione purtroppo drammaticamente diffusa. Stiamo importando infermieri dal Brasile, dall'Argentina, dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Albania e recentemente dalla Moldavia. Se a voi questo vi sembra un paese, è un paese di vecchi, ma non per vecchi, perché se fosse per vecchi, un paese che ha la nobiltà d'animo, che ha la cura e l'assistenza delle persone in Italia, non si troverebbe con questo disastro davanti. E le ultime notizie non sono buone. Il governo non ha approvato la proroga alla scadenza del 31 dicembre 2021 per l'assunzione nelle RSA di infermieri provenienti dai paesi extraeuropei, cosa che renderà davvero emergenziale la situazione in molte case di riposo. Utilissimo garantire i livelli di qualità che noi vorremmo garantire a chi ne ha diritto dopo una vita di lavoro, di sacrifici, comunque una vita vissuta per la loro dignità, avrebbero il diritto di essere accuditi, diciamo, dai loro nipoti, cioè da persone che hanno studiato in Italia e che vogliono dedicarsi a questo tipo di lavoro. Se non lo fanno, vuol dire che c'è qualcosa che non va, e io credo che sia la politica a doversi interrogare su questo tema. Siamo alla cronaca con due distinti interventi da parte del soccorso alpino, uno nella zona del Bellunese, uno nella zona invece del Veronese. Attorno alle 22 di ieri il soccorso alpino della Val di Zoldo è stato allertato per 5 escursionisti di Rimini che sono rimasti bloccati sul sentiero Tivan verso il rifugio Coldai. I 5 amici tra i 18 e i 23 anni erano partiti la mattina dal rifugio Coldai dopo aver percorso la ferrata sino in cima Civetta, si erano attardati nella discesa della via normale, trovandosi appunto sul sentiero Tivan con il buio. Stanchi, infreddoliti, con una sola pila frontale per tutto il gruppo, il rientro verso il rifugio Coldai risultava molto difficile. Una squadra è partita con il temporale sotto una fitta grandinata, in un paio d'ore ha raggiunto i ragazzi sopra la ferrata del Tivan dopo aver dato dei vestiti di ricambio. Una volta smesso di piovere, i soccorritori li hanno assicurati e accompagnati velocemente al rifugio, dove gli amici si sono fermati per la notte. Di conseguenza arriva anche l'appello proprio a chiunque decida di affrontare un'escursione in montagna ad essere attrezzato al meglio e non come in questo caso una sola torcia per tutto il gruppo è davvero poco, perché tra l'altro si mette in sicurezza proprio la vita, si mette a rischio la vita di tutte le persone. Mentre sempre ieri sera, su richiesta dei carabinieri di Caprino Veronese, che sono stati allertati a loro volta dalla polizia, il soccorso alpino di Verona è stato attivato per alcuni escursionisti in difficoltà. Siamo in Val Sorda, sono partiti da Malga Biancari, una madre di 58 anni, il figlio di 19 e un'amica di 16 anni di Verona avevano deciso di raggiungere la cima, però attraverso 2 percorsi diversi, la donna il percorso più corto, i ragazzi quello più lungo, per poi ritrovarsi alla Malga. Quando i 2 giovani sono tornati alla Malga non hanno trovato la donna, hanno iniziato a cercarla lungo i sentieri finché sono riusciti a parlarle al cellulare che prima non era raggiungibile. La donna non sapeva dove si trovasse, era in uno stato in un luogo scivoloso ed era pronta anche a passare lì la notte. Non sono più riusciti i giovani a contattare la mamma, stanchi e ormai il buio era alle porte. I ragazzi si sono fermati in un punto
punto in cui si trovavano con la copertura telefonica, hanno chiesto aiuto al 113, la squadra è arrivata a Malga Biancari, nel frattempo è arrivata la donna e i soccorsi sono riusciti a raggiungere anche i giovani e riportare insomma tutti quanti in salute e in sicurezza. Adesso invece parliamo di contratti di lavoro. C'è un nuovo piano di contrattazione per quanto riguarda i dipendenti comunali, siamo nel veneziano. È stato sottoscritto dal Comune di Venezia e dalla delegazione sindacale di CGIL, CISL e UIL la preintesa sulla parte economica per i 2.700 dipendenti del Comune di Venezia. L'intesa presenta elementi innovativi di rilievo a partire dalla durata dell'accordo che per la prima volta a livello nazionale vale per tutta la durata del mandato della Giunta e che garantirà ai dipendenti avanzamenti di carriera e la salvaguardia della produttività fino al 2026. È un accordo importante perché dopo 5 anni di iniziative, mobilitazioni, lotte, dà risposte salariali ai lavoratori, riconosce avanzamenti di carriera nei prossimi 3 anni, mettendo al centro sia la valutazione ma anche l'anzianità di servizio, quindi un equilibrio che dà risposte per migliorare i servizi ai cittadini e riconoscere ai lavoratori questi anni di mancati aumenti e anche di mancata valorizzazione delle loro professionalità e delle loro competenze. Un'intesa molto importante che permette tra l'altro riconoscimenti di carriera ai dipendenti che sono fermi nella stragrande maggioranza da 10 o 15 anni nella stessa posizione economica. Siamo convinti che i lavoratori approveranno questa intesa perché è un'intesa che porta più diritti e più salario per tutti i dipendenti del Comune di Venezia e sono state respinte quelle idee di qualcuno che voleva premiare solo una piccola parte a discapito della maggioranza dei lavoratori. Lavoratori e politiche di welfare sul territorio, è stato firmato un accordo a Treviso. I sindacati per spiegare l'accordo l'hanno definito al pari di una contrattazione di primo livello, un'intesa figlia del neonato ambito territoriale sociale che definisce le linee guida comuni tra amministrazione e parte sociale nella pianificazione delle azioni per la ripartenza. Tra i punti salienti l'accordo a non aumentare la pressione fiscale mantenendo l'esenzione dell'addizionale IRPEF, gli aiuti destinati alle fasce più deboli e la pianificazione dei nuovi piani di zona. In questo accordo ci portiamo in eredità la parola mantenuta nell'anno 2020, quindi i grandi investimenti che l'amministrazione ha fatto in modo straordinario, oltre all'ordinario, per sostenere le famiglie, ad esempio con gli aiuti alle scuole dell'infanzia paritarie e ai nidi paritari, ma così anche il grosso investimento sui centri estivi. Aiuti confermati anche per il 2021 in condivisione dunque con le parti sociali. Sul tavolo anche l'impegno al confronto costante attraverso tavoli di monitoraggio sui fondi che arriveranno dal recovery e gli impegni di spesa. Sarà lo studio dei prossimi 2 mesi, capire come declinare queste finanze, queste ingenti finanze che arriveranno al nostro territorio, ma siamo sicuri che lo faremo in maniera precisa. Abbiamo delle ipotesi per quello che riguarda la mobilità e le infrastrutture, ma prima di dare attuazione ai progetti vogliamo coordinare con tutti gli attori protagonisti appunto del nostro territorio cosa faremo e come lo faremo. Task force che resta comunque in attesa dei decreti attuativi senza i quali ogni pianificazione sarebbe vana. Soddisfatti i sindacati, tutti presenti al tavolo. Quando si tratta di spendere bene, hanno detto, non esiste colore politico che tenga. E bisogna tralasciare gli interessi personali o di bandiera e fare gli interessi della collettività che rappresentiamo. Andiamo adesso invece nel Vicentino, nello specifico a Costa Bissara, dove il Comune ha avviato un processo per reintegrare le persone che non lavorano da tempo appunto nel mondo del lavoro. Appena pubblicato il bando comunale del progetto di rete del patto territoriale per la cittadinanza attiva, progetto che mira all'inclusione di soggetti senza lavoro e privi di ammortizzatori sociali. Saranno impiegati a partire dai primi mesi dell'anno prossimo, perché il bando viene fatto per tempo e quindi da febbraio del 2022 per 6 mesi. Sono progetti lavorativi della durata di 6 mesi, durante i quali 3 persone ogni volta, nel comune di Costa Bissara ne sono state già impiegate 9 dal 2017, possono avere un lavoro con la squadra operaia esterna che è manutente al verde. Si tratta di progetti che permettono sia di impegnare le persone, oltre che dare loro un reddito per un breve periodo, però anche di effettuare una vera inclusione attiva e quindi di recuperare anche le persone da un punto di vista globale della persona. Ci fermiamo per qualche istante, ci vediamo subito dopo il break.
Rieccoci in diretta, adesso ci occupiamo di un polverone che sta interessando ETRA, la multi-utility che riguarda 74 comuni, 3 province del Veneto e appunto si occupa di gestione rifiuti, acqua e quant'altro. C'è un polverone che interessa direttamente la presidentessa della conferenza dei sindaci ETRA. Elena Pavan, presidentessa della conferenza dei sindaci di ETRA, ma nessuno l'ha mai nominata, neanche per acclamazione, per alzata di mano. Il punto relativo alla nomina, che doveva essere inserito all'ordine del giorno della conferenza dei servizi, convocata il 2 dicembre 2019, non è neanche mai apparso. Non si sa per che motivo. Questo è quello che dicono le carte, nero su bianco. Una questione che sta facendo discutere parecchio. C'è molta preoccupazione per il lavoro di ETRA, come conferma il sindaco di Loreggia, Fabio Bui, che condanna il fatto che la politica abbia troppo potere nella multi-utility, e il comportamento di Pavan ne è una conferma. La politica ha sempre avuto in mano ETRA, inutile nasconderlo. Oggi è il momento di uno scatto d'orgoglio anche della politica, che quella è la politica di fare, la politica di mettere in sicurezza, di non anteporre gli interessi politici a quelli della società. Abbiamo questo gioiello in mano che ci è stato consegnato negli anni da chi ci ha preceduto. Non dobbiamo disperderlo in lotte di bottega. Io è da anni che lo dico, giù le mani da ETRA, mettiamoci tutti assieme, da politici, da amministratori territoriali, ma salviamo questa società. Salviamo questa società, sì, perché in realtà la questione, oltre a sollevare non pochi storcimenti di naso da parte degli altri sindaci ETRA, che forse manco si erano accorti di questa, passatemi l'ossimoro, oculata svista, è molto delicata. Perché non si tratta solo dell'autoincoronazione della sindaca di Bassano a presidentessa della conferenza dei sindaci ETRA, ma ci si sta chiedendo se tutti i provvedimenti presi da lei siano validi, possano essere inficiati o addirittura annullati. Peggio, le azioni portate avanti senza una nomina potrebbero esporre a ricorsi le deliberazioni della conferenza a presidenza Pavan, con grave rischio per la multi-utility. Di una cosa è certo Bui. È assolutamente un problema che creeremo alle nostre comunità, alle comunità dei 74 comuni di ETRA. Se c'è stato errore lo si corregga subito. Mettiamoci a posto dal punto di vista giuridico, laddove non sia stato condotto un comportamento corretto, ma poi guardiamo alla società. Martedì prossimo, il 3 agosto, è prevista la nuova conferenza dei servizi in cui verranno date indicazioni sui nomi da dare ai soci per il nuovo consiglio di gestione. Vi lasciamo con una domanda: avrà valore questo incontro così importante per il futuro di ETRA? Ci occupiamo adesso di export, lavoro, l'export che pare, soprattutto per quanto riguarda le imprese e le aziende del Trevigiano e del Bellunese, sia in netta ripresa. Davvero una situazione che pare addirittura migliore rispetto a quella degli anni passati. Nei primi 7 mesi del 2019 la Camera di Commercio aveva emesso 12.700 certificati d'origine, vale a dire i documenti che accompagnano i carichi italiani fuori confine. Da gennaio a oggi sono stati 10.400, a conferma che l'export di casa nostra non solo è ripartito, ma è ritornato sostanzialmente sui numeri pre-pandemia. Sono dati indicativi, positivi, perché abbiamo superato nei primi 6 mesi quanto avevamo prima del Covid come certificati export. Settimana prossima presenterò i dati sull'andamento dell'economia regionale il 5 di agosto e siamo ottimisti, c'è questa voglia di ripartire ma soprattutto di essere competitivi, però ci devono essere delle condizioni. Siamo molto preoccupati dell'aumento delle materie prime, della carenza di personale e soprattutto adesso dell'aumento dei contagi e dei ricoveri. Non possiamo permetterci questi sbalzi perché mette a rischio la ripresa. La fotografia ufficiale dello stato delle aziende
aziende trevigiane e bellunesi nel primo semestre dell'anno arriverà quindi tra pochi giorni, ma gli indicatori di quello che è un settore trainante, l'export appunto, fanno ben sperare. Il primo trimestre aveva fatto segnare un più 5,4. Buona parte dei certificati ora viene rilasciata per via telematica, quasi un terzo del totale viene di fatto stampato dall'azienda stessa, opportunità che è bene sfruttare per accorciare i tempi della burocrazia. Lo stesso governo si è rivolto alle imprese in tema di semplificazioni. È un appello che il governo ha rivolto alle imprese, noi siamo lo strumento operativo del Ministero dello Sviluppo Economico e di conseguenza siamo quelli più vicini alle imprese e i nostri strumenti li abbiamo messi in campo, abbiamo visto quali sono le opportunità che si possono dare con le tecnologie, basta saperle sfruttare. Ieri, il 31 di luglio, siamo stati in centro a Vicenza, abbiamo sentito un po' i negozianti per capire, fare una sorta di giro di boa del periodo dei saldi, abbiamo sentito come sta andando. 31 luglio, giro di boa per la stagione estiva dei saldi 2021, particolarmente attesi dopo una primavera difficile segnata ancora dalla pandemia. Partiti inizialmente bene anche a Vicenza, la spesa media secondo le associazioni di categoria era sotto i 200 euro pro capite, ha visto poi una fase di rallentamento ed ora con la fine di luglio, il mese di agosto per antonomasia dedicato alle ferie, è tempo di mini bilancio che in città vede i commercianti dividersi. Sono stati dei saldi molto a rilento, qui a Vicenza manca la cosa principale che è la gente, cioè qui non c'è gente, non ci sono turisti, c'è pochissima gente che gira, se non altro di giorno, di sera magari c'è più movimento, i bar probabilmente avranno più afflusso, ma noi negozianti stiamo soffrendo molto rispetto agli altri anni, vedi proprio le differenze. Abbiamo una clientela abbastanza fedele e vedo che anche il turismo che adesso in questi giorni, in questo mese c'è stato, ha risposto, devo dire, abbastanza bene, a differenza dell'anno scorso, l'estate, che praticamente anche se c'erano i saldi, anche se c'erano gli sconti alti, ma i incassi sono stati pochi. Direi che quest'anno rispetto all'anno scorso infinitamente meglio. Non è un turista che magari si ferma, va a fare acquisti nei negozi, quindi è diverso. Magari anche le nostre clienti fidelizzate attendono già la nuova collezione. Non è che c'è stato un grandissimo boom dei saldi che magari alcuni si aspettavano. E ben sappiamo che durante l'anno delle promozioni ce ne sono, quindi la gente aspetta magari delle novità. I saldi ormai sono passate. Fine settimana di esodo, ma che a Vicenza a quanto pare si è visto e sentito meno anche in termini di affari. Oggi in particolar modo si è fatta sentire un sabato abbastanza pieno di gente in centro finalmente, quindi magari anche forse un aiuto anche per la temperatura che non è proprio rovente, quindi dai, speriamo che sia un bel sabato, un bel weekend e speriamo anche i prossimi, insomma, quindi si sta lavorando, si è lavorato? Si è lavorato, poi ci sono anche dei turisti, quindi aiutano anche quelli. Turisti che restano in città, come è successo a Vicenza, turisti che invece cercano di raggiungere le località soprattutto di mare. Esodo estivo, il secondo weekend caldo, perché anche in questo weekend si è registrato il bollino rosso. Traffico intenso, rallentamenti, qualche coda, ma sostanzialmente nessun problema grave nel secondo fine settimana di esodo estivo. Nella prima mattinata però una coda che ha raggiunto i 5 km si è formata tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste, anche a causa di un incidente senza feriti tra due auto all'altezza di Vigonza. Più in generale comunque è stata tutta la giornata ad essere caratterizzata da diversi piccoli incidenti. Quando ci sono queste situazioni di traffico si verificano molti piccoli tamponamenti che contribuiscono a rallentare ulteriormente il flusso veicolare. E infatti per questo mi sento di raccomandare di rispettare attentamente le distanze di sicurezza anche se il traffico è rallentato e di tenere alta la concentrazione, piuttosto fare ogni tanto una sosta in area di servizio se si fa un viaggio di molte ore. Questa mattina il tratto tra Padova Est e il bivio A4 a 57 ad Arino è stato percorso da 15.752 automobili in direzione Trieste, con picchi sopra i 3.000 mezzi l'ora. Flussi sostanzialmente simili anche in direzione Milano, con 16.611 transiti nella mattinata.
Come lo stesso sabato dell'anno scorso, alla barriera di Venezia Mestre in A57 sono passati poco più di 11.000 veicoli. In direzione Milano invece i passaggi sono stati 8.516, più 7,47% rispetto all'anno scorso. Oggi dalle 7:30, 8 è iniziato a essere veramente intenso il traffico e prima invece era più scorrevole, si poteva viaggiare meglio. È difficile fare previsioni perché ci sono delle occasioni in cui invece il traffico è intenso anche dalle ore notturne, insomma. E questa tendenza continuerà per tutto il fine settimana? È previsto bollino rosso anche la giornata di domani e quindi è prevedibile che anche domani sia una giornata di traffico fortemente intenso. Insomma, un weekend da bollino rosso, sabato e domenica, le due giornate che sono appunto distinte per strade prese d'assalto dagli automobilisti che vanno a raggiungere località, soprattutto località di mare. Progetto sicurezza è quello che sta attivando per tutto il mese di agosto per garantire la sicurezza in città il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Operazione Estate Sicura. Vicenza progetta un agosto anticriminalità. Quando la città si svuota è il momento in cui bisogna alzare la guardia. Il sindaco ci svela il piano contro degrado, furti e droga. Noi abbiamo elaborato un piano di controlli naturalmente con il sostegno della prefettura e della questura, che ne sono anche direttamente responsabili. Lo facciamo sia all'interno del centro storico che nei quartieri attraverso dei controlli soprattutto nei fine settimana e poi un piano da parte della polizia locale per andare non solo in centro storico, nei parchi, ma anche nei parchi di quartiere per coordinare i controlli del territorio. L'obiettivo è rinforzare non solo il pattugliamento delle forze dell'ordine ma anche della vigilanza privata, a cominciare dalle zone verdi come Parco Fornaci, dove c'è un custode 8 ore al giorno che apre la mattina e chiude la notte. A Campomarzo, Giardini Salvi e Parco Quirini i controlli della polizia locale saranno serrati. 3 pattuglie per turno ogni giorno fino alle ore 24 della sera e per la notte poi intervengono polizia e carabinieri. Anche i controlli nei quartieri saranno garantiti dalle forze dell'ordine. Da via Allende a San Lazzaro le pattuglie della polizia locale gireranno in funzione antidegrado, antiaccattonaggio e per il rispetto del codice della strada. Stiamo lavorando proprio in queste ore per garantire un'assunzione dopo il concorso di vigili di almeno 9 vigili. Probabilmente arriveremo addirittura a una notizia in anticipazione all'assunzione di altri 2, quindi 11 vigili dal mese di settembre. Infine, per quanto riguarda le zone più colpite dall'accattonaggio molesto, la polizia locale lavorerà con l'ausilio delle telecamere, in particolare in Piazzale della Vittoria a Monteberico, nel Parc Cattaneo e nel parcheggio dell'ospedale San Bortolo. Resta infine in vigore l'ordinanza che vieta a tutti di sedersi sulle scalinate dei monumenti. Sì, noi abbiamo confermato e prorogato l'ordinanza con la quale vietiamo a tutela dei monumenti la seduta su scalinate o lo stazionamento davanti ai monumenti, in particolare il Chiericati, la Basilica e Ponte San Michele. Queste sono le aree dove interveniamo di più e questo sta dando anche dei frutti positivi, nel senso che in particolare un esempio su Ponte San Michele la situazione è piuttosto sotto controllo. Il problema nasce nelle ore notturne e su questo stiamo lavorando anche sulla videosorveglianza. Oggi è 1 agosto, prima domenica del mese di agosto, tra l'altro, cerimonia tradizionale in cima a Grappa, ma vedremo le immagini subito dopo il break. E rieccoci in diretta Focus TG. Oggi, 1 agosto, prima domenica di agosto, in cima a Grappa si è svolta la tradizionale cerimonia dedicata a tutti i caduti, in memoria di tutti i caduti delle guerre. Queste sono le immagini proprio della cerimonia che si è svolta oggi in cima a Grappa. È stato un momento molto particolare, molto intenso, molto toccante. Vediamo la
la sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, che era assieme al generale Figliuolo, che tra l'altro ha tenuto anche il discorso di commemorazione alle 9 del mattino. Presenti anche, vediamo accanto al generale Figliuolo, la ministra Erika Stefani, presente anche tra l'altro allora, assieme a Figliuolo e alla ministra Stefani, la sottosegretaria alla difesa, la senatrice Stefania Pucciarelli. È stato un momento intenso, si diceva, perché fino all'ultimo si è temuto di non, causa pandemia, riuscire a svolgere la cerimonia. In realtà è stata fortemente voluta proprio dal comitato organizzatore, il comune di Pieve del Grappa, ente capofila, una cerimonia che è stata ritenuta doverosa da svolgere per le qualità morali, civili, religiose di cui è espressione, soprattutto su una montagna. È stato in più occasioni ribadito che è simbolo di unità, simbolo di condivisione, simbolo soprattutto di pace. Infatti gli alti valori della pacifica convivenza tra i popoli dell'unità europea ricorrono nella memoria di questi 23.000 soldati di diverse nazionalità europee che sono caduti durante la Prima Guerra Mondiale, sono sepolti nel cimitero monumentale italiano e austro-ungarico, terzo in Italia per numero di caduti. E anche il ricordo in questa giornata particolare delle vicende del rastrellamento nella lotta alla liberazione nazionale nel settembre del 1944, che ha lasciato sul territorio del massiccio un terribile bilancio di morti. Insomma, questo 2021 si celebra anche l'importanza della ricorrenza del centenario del milite ignoto tumulato nel sacello dell'altare alla patria, la cui quarta salma tra quelle designate è stata scelta proprio tra i caduti del Monte Grappa, quindi da cui appunto proviene un masso che è stato collocato all'interno della cripta dell'altare stesso. Qui vediamo la tradizionale cerimonia di accensione della fiaccola, proprio sul sacello in cima a Grappa, questo segno di fuoco che dà questo simbolo di unità. Generale Figliuolo che tiene il discorso di commemorazione, abbiamo detto, e la funzione religiosa che è seguita, che è stata officiata dal vescovo di Gizzo, Isole Salomone, e tra l'altro Sua Eminenza anche Monsignor Luciano Cappelli. È stato un momento molto intenso, molto emozionante. Ricordiamo, c'è stata la possibilità solo per 1000 persone di raggiungere Cima Grappa, una Cima Grappa blindatissima, perché sono state chiuse ancora da ieri sera le strade che portano fino appunto alla cima del Monte Grappa, dove si è svolta, il Sacrario del Grappa, dove si è svolta la cerimonia. Le persone potevano accedervi solo a piedi o in bicicletta, quindi totale rispetto delle misure anti-Covid, distanze e l'indossare appunto le mascherine, e soltanto 1000 persone, a 1000 persone è stato concesso l'accesso al Sacrario Cima Grappa, quindi per assistere sia alla cerimonia militare civile ma anche a quella religiosa. Tutti i particolari comunque li andremo a vedere poi nei nostri servizi di questa sera. Adesso invece andiamo a Venezia e parliamo di una diatriba che ormai stava andando avanti da tempo, che interessa il collegamento tra la ferrovia e l'aeroporto Marco Polo. Il CIPES, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, ha bloccato il progetto della bretella ferroviaria per l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Una decisione accolta con favore dal Partito Democratico, che giudica il progetto dal forte impatto sia sull'ambiente che sulle abitazioni dell'area. Di fronte, a una scelta che sembrava compiuta e quindi non vi erano possibilità di tornare indietro, adesso si apre una porta. Bisogna cogliere l'occasione, quindi da Venezia partire uniti anche per chiedere con forza una modifica radicale del progetto a tutela dei residenti e dell'ambiente. Partendo da Dese c'è un gruppo di famiglie che rimane intrappolato all'interno di binari, che quindi avrà la vita sconvolta.
Poi ci sono i problemi con la zona di Via Litomarino, appunto, dove ci sono abitazioni che vengono demolite e altre che si trovano un forte impatto. E dopo c'è la scelta assurda a Tessera di fare il collegamento con il Cappio, quindi con un enorme consumo di suolo, che è completamente ingiustificata rispetto alle esigenze ferroviarie attuali. Da anni, sostengono Sambo e Baglioni, chiediamo al Comune e al Ministero che prima di presentare altri progetti faraonici si avvii un confronto partendo dal territorio per trovare una soluzione che sia compatibile con l'ambiente e le abitazioni. L'attuale progetto, quello del Cappio, prevede un costo astronomico rispetto a progetti assolutamente meno impattanti, quindi potremmo avere dei progetti meno impattanti e più economici, quindi è assurdo che si vogliano spendere più soldi per fare un progetto che è impattante sui cittadini e sull'ambiente quando si potrebbero spendere meno soldi con meno impatto. Il progetto è da rivedere. Si può farlo, l'abbiamo sempre detto che è possibile fare una cosa che sia sostenibile, però bisogna adesso coinvolgere tutti e ricoinvolgere soprattutto le comunità locali, che sono state molto costruttive in questi anni, hanno da una parte denunciato i problemi, dall'altra fatto proposte e chiesto di avere un dialogo costante con tutte le istituzioni. Adesso ci occupiamo di un fenomeno che sta interessando un po' tutta la regione, ovvero campi coltivati che vengono riconvertiti per la produzione di energia con impianti fotovoltaici. Il PD è molto fermo sulla questione, dice no allo sfruttamento del suolo. No al consumo di suolo, sì al fotovoltaico. Il futuro si chiama energia pulita, ma il suolo va assolutamente preservato. Il Partito Democratico dice no alla riconversione dei campi coltivati in distese di pannelli solari per il fotovoltaico, un tema politico che il capogruppo in Consiglio regionale Giacomo Possamai rilancia partendo da Malo. A Malo, nella zona del casello della Pedemontana, dove è stato presentato un progetto per occupare un terreno oggi coltivato di 9 ettari con un campo di fotovoltaico a terra. È l'ultimo caso, perché ce ne sono stati tanti, il più famoso all'Oreo nel Rodigino, dove si sono mosse le categorie economiche, tantissimi cittadini. Il punto è molto semplice: le energie rinnovabili sono fondamentali, il fotovoltaico è importantissimo, ma non è pensabile di utilizzare spazi coltivati. Questa è una delle ultime battaglie del Partito Democratico: evitare l'eccessivo consumo del suolo in Veneto. Per questo è stato richiesto un progetto di legge che stabilisca regole certe e ponga dei limiti sull'installazione dei pannelli solari. Tantissime sono le aree degradate, dismesse, tantissimi capannoni, tantissimi i parcheggi dove noi possiamo mettere, sulle tettoie ovviamente, i pannelli fotovoltaici. Non possiamo pensare di consumare nuovo suolo, per cui su questo abbiamo presentato una richiesta in Regione di presentare immediatamente un progetto di legge che decida dove mettere i pannelli fotovoltaici nel nostro territorio, che preveda per esempio che sul suolo agricolo, sul suolo coltivato non sia possibile farlo, e serve fare presto, perché questi progetti si stanno moltiplicando sul nostro territorio e il rischio è che ci sia un ulteriore consumo di suolo in una regione che non se lo può certamente permettere. Adesso parliamo invece del progetto Ci sto a fare fatica, che ha coinvolto tantissimi ragazzi e tantissime ragazze per appunto portare avanti questi progetti sociali, lavorare per dare una mano, per dare un contributo al proprio comune di residenza. Si è conclusa questa prima fase estiva, vediamo com'è andata. 29.800 ore di impegno speso e 1.316 ragazzi coinvolti per rendere i luoghi che abitiamo più puliti, più belli, più colorati. Questo è il resoconto del progetto Ci sto a fare fatica del territorio bassanese edizione 2021. C'è stata una ripresa anche di quelle che erano le relazioni tra i ragazzi, c'è stata quella volontà anche della comunità di accogliere tutti i ragazzi. La gioia di noi amministratori nel vedere questi ragazzi che lavorano e si mettono a disposizione per tutti. È un germe di impegno civico che nasce. 16 comuni del territorio bassanese coinvolti, dove i ragazzi hanno potuto svolgere svariate attività settimanali di cura del bene comune. Il lavoro dei ragazzi non è quello di, diciamo così, sopperire alle mancanze dell'ufficio, degli operai comunali, ma è quello proprio di far vedere alla cittadinanza, alla popolazione, che l'impegno per il bene comune è una cosa importante e che poi chiaramente questi ragazzi
ragazzi prendono anche un piccolo contributo a fine settimana. Organizzare questo progetto è sempre molto impegnativo, poi i risultati insomma ci rendono molto orgogliosi di quello che si sta facendo per il Bassanese. Adesso andiamo sulle colline del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO. Il rischio però è che si stiano spopolando. La soglia di margine che c'è oggi tra chi coltiva le rive del Conegliano Valdobbiadene superiore di OCG rispetto magari all'altra produzione Prosecco DOC, lo dice uno che viene dalla pianura, non solo si sta assottigliando sempre di più, ma ormai rischia di essere superata. E guardate che c'è il rischio, lo sento da parte dei giovani, dell'abbandono delle colline. Turismo e ambiente, ma anche sostegno al mondo agricolo, ai giovani, per scongiurare il fenomeno sempre più importante dell'abbandono delle rive da parte dei ragazzi. È l'assessore regionale all'agricoltura Federico Canera a lanciare questo appello alla valorizzazione anche delle risorse umane impiegate in agricoltura nel corso della presentazione del vincitore del concorso di idee Leopoldo Sacconi, indetto dall'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Sarà questo logo a valorizzare anche graficamente il primo cammino naturalistico delle colline. Vince l'architetto Matteo Astolfi. Il nuovo percorso, con partenza da Vidore e arrivo a Vittorio Veneto, si svilupperà sul crinale delle colline attraversando Colbertaldo, passando per Fara di Soligo, Cison, Tarzo e Serravalle. A breve, anche grazie a questo lavoro condiviso di promozione del territorio, ha detto il presidente Zaia, presente in conferenza 1,5 milioni di turisti e atteso nei territori dell'UNESCO. Credo che ci sia spazio per far crescere l'imprenditoria che c'è già e che comunque ha caratterizzato un'ospitalità in provincia di Treviso che ormai è conosciuta in tutto il mondo, anche grazie al Prosecco, per cui siamo pronti ad accoglierli. Quello di cui c'è bisogno è oggi il rilancio e la ripartenza anche in termini di commercializzazione del nostro territorio e anche di nuovi servizi per gli ospiti che cercano sempre di più l'aria aperta, la piscina, gli spazi, l'enogastronomia, e su questo ci stiamo attrezzando. Credo che si debba pensare a una regia unica, anche perché il piccolo troppo parcellizzato non riesce a fare presa sul mercato, va messo insieme e quindi ci vuole necessariamente una regia unica per il territorio e una regia unica anche per l'ospitalità. Continuiamo a parlare delle nostre bellezze, le bellezze del nostro territorio, andiamo nel Bellunese. In tempo di Olimpiadi scopriamo e facciamo il tifo per discipline che spesso prima c'erano sconosciute. Il canyoning non è olimpico, ma trova sempre nuovi appassionati che da tutto il mondo vengono nel Bellunese per scoprire le meraviglie dei suoi corsi d'acqua. Noi da un po' di anni viviamo questa esperienza del canyoning sul nostro territorio che sta portando risultati eccezionali dal punto di vista turistico. Questa è l'occasione perché si incontrino coloro che portano le guide alpine, che portano le persone all'interno del canyon, le associazioni che organizzano il soccorso alpino, tutti i soggetti interessati e quindi anche noi amministratori, proprio per discutere e per capire quali sono le potenzialità del nostro territorio. Questa è una zona strategica per il torrentismo, è un territorio ricchissimo di percorsi meravigliosi e il significato di questo evento è valorizzare queste risorse naturali creando un indotto anche, in quanto ci sono varie associazioni che si occupano di accompagnamento, però anche valorizzare il canyoning per noi torrentisti sportivi. 3 giorni straordinari al Castello delle Zumelle, anche per altre persone straordinarie, ma che non hanno avuto la nostra stessa fortuna. È un momento straordinario con il coinvolgimento dei ragazzi dei nostri centri diurni e Alvaro D'Alfare e la sua squadra. Questi momenti, per chi purtroppo è disabile, quanto sono belli, quanto sono importanti? Beh, io avendo fondato Consabili fa parte della mia quotidianità, in primis per me sono persone, dopo viene la disabilità, quindi sono qua con un gruppo di amici che dedico la mia passione, mi diverto, faccio divertire, regaliamo sorrisi e quindi rock and roll, la vita è bella, è fantastico, veramente dal profondo del mio cuore, è molto più quello che ricevo di quello che faccio. E continuiamo a parlare di turismo perché sta funzionando quello che è il turismo religioso.
Turismo non solo mari e monti o città d'arte, ma in ripresa è anche quello religioso, fatto di viaggi lungo le vie di pellegrinaggio, ma anche di visite a santuari, luoghi di culto in generale, in stretta connessione con il turismo culturale e la natura. Un turista, quello religioso, che oggi ha nuove connotazioni. Qualche anno fa il turismo religioso era sostanzialmente la frequentazione dei santuari, e grandi santuari insomma, che noi abbiamo nel nostro territorio per motivi sostanzialmente devozionali o di preghiera o quant'altro, mentre adesso il turismo religioso ha avuto un grande sviluppo con i cammini di fede. Questo è un turismo che nel 2019 rappresentava oltre 6 milioni di presenze sul panorama totale del turismo. E ovviamente c'è stato uno stop, adesso si riparte. I numeri previsti per quest'anno sono ancora inferiori a quelli precedenti alla crisi. Una risalita che oggi sente ancora l'assenza del turista straniero, che ne costituiva pre-pandemia circa il 50%, che si confida di riconquistare nel 2022. Dunque, per quest'anno si può parlare di un turismo religioso di prossimità, con i tanti camminamenti presenti anche in Veneto. Il turismo di prossimità religioso favorito anche dal fatto che proprio usciti da questa situazione sanitaria critica c'è comunque voglia nelle persone di fare delle vacanze che abbiano una componente spirituale, immateriale un po' più forte. Turismo religioso, un settore che dopo 2 anni di stop ritorna in fiera per parlare di viaggi, cammini di fede, ma anche dell'aspetto liturgico, architettonico e più tecnicamente di servizi come quello delle campane. Una occasione per gli addetti del settore di tornare a parlarsi e programmare per il futuro. Questo era anche il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ricordo che l'appuntamento con l'informazione serale questa sera appunto 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona giornata a tutti e tutte voi.